Una volta in Vale, che c'era una casa che nessuno voleva starghe, perché tutte le notte a mezzanotte si sentia sopra il cammin tutto un scollamento di caine. I sapeva che c'era un fantasma, ma nessuno aveva il coraggio di scongiurarlo per paura che tocchi di brutto. Il padrone di casa, che voleva liberarla da sto spirito, e gli ha detto che già era sua di quello che aveva coraggio di star garento tutta la notte. Si va avanti un scarparetto e dice, va o mi. E se tu su, poenta, saame e vin. E si mette là in cucina a aspettare, intanto il magna e beve pacifico. Sono a mezzanotte e sente scorlare il caine del cammin. Vigni vanti, dice lui, che qua ghine anche per valtri. E allora si fa avanti il fantasma. Lui, senza paura, e dice sull'anima terrena senza sbagliare un filo. E sto qua che fa segno di andare gedrio. Arriva in caneva e che fa segno di scavare su un posto. Lui scava e teccata una pignata piena di schede e oro. E saltò e su e il fantasma sparisse su per buso che aveva scavato. La gente intanto già era fuori a aspettare di vederlo scappare come che aveva fatto che altri. Lui lo vede e allora crede che sia morto da spavento. Ma la mattina Drio, lui è andato al parò e gli ha detto: la vostra casa è libera, ma mi ve asso perché mi me basta quello che ho catà. E così racconta il fatto. E sto qua se gaccia me a pentio di non aver avuto lui il coraggio di scongiurare il fantasma. Ma ormai già era fatta.